Rieccoci nell'ultima parte del Sindaco Risponde, l'appuntamento è il martedì, vi ricordo che siamo in rigorosa diretta, sono le 20:21 più o meno, c'è il vice sindaco Andrea Micalizzi perché il sindaco non è potuto intervenire, il numero lo vedete perché abbiamo ancora moltissimi messaggi, molte cose da chiedere, quindi chiedo a Elisabetta rapidità nel leggere i messaggi e altrettanta a Micalizzi nelle risposte. In via Chioggia manca un marciapiede per la sicurezza dei pedoni, la strada è stretta e alcune volte manca il rispetto dei limiti di velocità da parte di qualche automobilista. Ha ragione, questa è una delle strade, quel quartiere è un po' la caratteristica dei quartieri che sono tra città e campagna. Armistizio, Mandria, andando giù verso le zone mie, Salboro. E dove c'è però la campagna, c'è il campo per allargare la strada? Però bisogna espropriare, ma l'urbanizzazione, che alle volte noi cerchiamo di tenere anche contenuta per limitare il consumo di suolo, e quindi lì non si può fare niente? No, bisogna fare l'investimento, infatti dicevo ha ragione la signora, lì dicevo che sono zone ai margini che restano incomplete e là bisogna intervenire, speriamo di poter... Chissà fra quanto. Speriamo, guardi, io faccio l'avvocato del diavolo, la faccio arrabbiare, chissà ma lei fra quanto. Ha ragione. Chissà fra quanto. Io mi danno per le cose che non No, ma io ci credo che questa amministrazione si danni, però poi la burocrazia è quella che è, quindi i soldi sono quelli che sono, perché so che ne avete pochi, avete bisogno di denaro, quindi vabbè, è un periodaccio. E l'altro messaggio, Elisabetta. In risposta al signor Luigi, velocemente, aver smantellato l'ex Amnium e aver delegato ERA è stata la vera debacle della pulizia per la città di Padova e non solo. Saluti. È vero o no, Micalizzi, secondo lei? Sono cambiati molto i tempi, insomma un dibattito di decenni fa. Prima l'azienda era un'azienda municipalizzata dove il comune gestiva direttamente i servizi, oggi la stragrande maggioranza dei comuni, soprattutto quelli medio grandi, insomma hanno aziende che fanno i servizi. Andiamo con il terzo? Non dobbiamo perdere la qualità, questo certo, ha andiamo ragione con il terzo. Signore. Ma il comune può solo fare parcheggi? Non esiste altro? No, noi prima è vero che ci siamo soffermati sul parcheggio, ma stavamo descrivendo un intervento di pista ciclabile e quindi sicurezza stradale, ciclabili che vengono realizzate in quota dove prima magari sono delle strisce a terra, potenziamento dell'illuminazione, perché l'illuminazione non è solo maggior sicurezza perché vedo meglio, cioè sicurezza nel senso fa altre cose, non solo parcheggi, ma anche in strada migliora la visibilità, certo. Però insomma ecco, stavamo descrivendo un intervento più completo dove abbiamo messo anche dei posti auto. E chiediamo scusa ai telespettatori, le do una mano Micalizzi perché la trasmissione è questa, non possiamo, no lei dico a far capire, perché lei giustamente nello spiegare ovviamente siamo in tempi televisivi, delle volte le risposte non sono esaustive come dovrebbero essere. Ma mi piace interloquire perché poi così approfondiamo, capiamo, spieghiamo. Ho dato una spiegazione non a lei, però al telespettatore che magari si aspetta una risposta più complessa, però la televisione è anche questo perché abbiamo dei tempi. Andiamo con il quarto, credo Elisabetta, messaggio. Quando verrà rifatta la pista di atletica del Franceschini? In campagna elettorale era stato detto che entro l'estate sarebbe stata rifatta. Franceschini, ricordiamo, è lo stadio di atletica Volta Barozzo. Esattamente, oggi tanti interventi da Volta Barozzo. E il progetto è fatto ed è anche finanziato. È un periodo prima difficile, dicevo, per i cantieri e lì stiamo avendo alcune difficoltà che non inficeranno però l'esito del lavoro, però in effetti si sono determinate delle lungaggini e non siamo riusciti a rispettare l'impegno che avevamo preso di realizzarlo entro l'estate e quindi andremo più lunghi. Ho bisogno dell'assessore Bonavina per sapere lo stato, diciamo, della situazione con i tempi. Però alle volte può capitare che alcune situazioni o nel rapporto con la ditta, e in questo momento di grande difficoltà capita molto spesso, o nel situazioni di bonifica o altro che non
non si riesce. Facciamo così, Micanici. Non è mai per cattiva Abbiamo volontà. 5-6 minuti, sforiamo di un periodo. Vai. Io le faccio 4-5 domande, ma lei deve promettermi di rispondere Io ho un velocemente. appuntamento alle 21:15. Alle 21, ma noi chiudiamo, lei vedrà che quell'appuntamento c'è di sicuro. Nuova illuminazione a LED, visto che ovviamente Sì. bisogna risparmiare, diversi quartieri interessati, ma il nuovo progetto riguarda anche i sottoportici del centro storico, ma anche i percorsi ciclabili. Sì. E abbiamo finanziato 2 giunte fa, ho lavorato qui insieme all'assessore Bressa, un intervento per i portici, via Zabarella, via del Santo, via Eccoli Savonarola, qui, guardi, Elisabetta via la regia Savonarola, subito. via Umberto e via Cesare Battisti. Anche qui vorrei farli tutti, intanto facciamo Quelli che ci sono. questi, però andiamo a intervenire laddove le condizioni ci consentono. Nuova piazza, io la interrompo, nuova Vai. piazza Mazzini. Nuova piazza Mazzini, i lavori sono in corso. E lì stiamo rispettando i tempi, abbiamo avuto uno stop di 10 giorni quest'estate per Covid, abbiamo anche questi problemi che ogni tanto bloccano i cantieri, lì aumentano le dimensioni dell'area pedonale, viene migliorata la pavimentazione, chi si avvicina oggi la può già vedere, e un'illuminazione più potente. Piazza Mazzini sarà illuminata a giorno. Sistemazione di via San Francesco? Sistemazione di via San Francesco, siamo partiti con gli interventi localizzati del porfido e quindi si sta sistemando tutta una serie di situazioni che insomma provocano diversi disagi. Quest'estate faremo l'intervento più grosso, lo faremo in estate perché è il periodo migliore per lavorare, la parte tra via del Santo e riviera Tito Livio, perché lì è stata martoriata e piena di cicatrici per il lavoro del gas. La quiescenza vuole che voi avete fatto i bacini di laminazione e c'è il problema della siccità, come lo risolvete? È un tema che ci sta tenendo in grande apprensione e abbiamo un tavolo. I giochi della vita si fanno i bacini di laminazione, non piove. Passiamo periodi di secca con periodi No, dove vero, c'è vero. troppa acqua. Comunque abbiamo un tavolo aperto costantemente, un'unità di crisi insieme al Genio Civile, il Consorzio di Bonifica e l'ARPAV e l'USL, perché la siccità ha dato anche problemi di salubrità. Stiamo monitorando la situazione. Oggi sembra che l'acqua sia tornata, ma è solo per effetto delle manovre del Genio. Noi siamo ancora in un periodo di secca. Il Brenta in una porzione di 1,5 km è uno stagno praticamente, non c'è riciclo di acqua e se continua a non piovere come stiamo facendo adesso rischiamo di avere in città i problemi che abbiamo avuto a luglio, averli a marzo. Ecco. Dobbiamo concordare con la Regione, ed è questo sulla quale stiamo lavorando, un equilibrio diverso delle nostre. Stavo facendo una battutaggia nel fare la danza della pioggia. No, quello magari, insomma, se senta, qualcuno. è chiaro. Però dobbiamo concordare con la Regione un diverso equilibrio idraulico. Micanici ci sta riuscendo. Le ultime 2, nuova questura. Nuova questura, siamo quasi pronti con il bando per la progettazione e quindi ormai l'area è di proprietà dello Stato, il Comune ha avuto l'incarico da parte dello Stato di seguire la progettazione, i soldi, 50 milioni, sono stati già assegnati e quindi a breve stiamo definendo con gli uffici del Ministero degli Interni le caratteristiche del bando di progettazione e quindi a novembre dovrebbe uscire e la progettazione durerà 1 anno circa. Ecco, l'ultima sembra la storia, lo dico in dialetto, non è molto carino, però dico sembra la storia del signor Intento, che è la nuova Prandina, quello cosa ne farà, cioè è tanti anni che sento, dobbiamo discutere con i commercianti, con quelli di Milano, con questo, con quell'altro, il dato di fatto che la Prandina è tale e quale, e lì si risolverà questo benedetto problema della Prandina. Mi fa chiudere in bellezza. Allora, lì non è che non ci siano le idee, serve una bella iniezione di finanziamenti per poter iniziare a mettere le mani, però diciamo che è delineato lo spirito, il senso del progetto di riqualificazione. È un progetto che starà nel quadro del Parco delle Mura, perché quella è una zona. Mi risponde solo quando? Quando arriveranno i finanziamenti. Nel frattempo dobbiamo abituarci ad un utilizzo. E quando potrebbero arrivare questi finanziamenti? Me lo sta domandando in un periodo che è nero. Quindi rimarrà così. Nell'immediato, cioè in questo bilancio sicuramente non li abbiamo, se non qualche intervento di piccola sistemazione per mantenere il parcheggio. La Prandina rimarrà così.
c'è poco da fare. Esatto, adesso vediamo, io penso che il primo appuntamento che abbiamo con il governo che si insedierà sarà quello di affrontare con grande responsabilità insieme, lo faremo, il problema dell'aumento dei costi dell'energia. Dei 25 miliardi. E noi oggi abbiamo questa preoccupazione e questo darà uno stop miliardi. anche ad alcuni... 25 milioni di euro che mancano, vorrei... Noi guardate, mediamente paghiamo 14 milioni di bollette. Stiamo calcolando quasi un raddoppio. Grazie Vice Sindaco Michalizzi, come sempre è stato esauriente nelle risposte, augurandosi che soprattutto i tempi diventano più rapidi di quelli che purtroppo la burocrazia non permette. Grazie comunque di essere stato con noi, ringrazio i telespettatori, vi lascio l'informazione di TV7, noi ci vediamo martedì prossimo con il Sindaco Risponde. Buona serata Vice Sindaco. Buona serata e grazie a tutti.